il bando partirà in questi giorni, quindi il 15 di settembre, con procedure molto semplici, quindi basterà mandare una PEC con una relazione, un preventivo di spesa, e quindi vi è la possibilità di avere fino a 20.000 euro copertura del 100% della spesa, e quindi ecco, la dotazione finanziaria in questo momento è di 330.000 euro che potranno essere evidentemente implementati. Io ci tengo a sottolineare come il gruppo di Fratelli d'Italia effettivamente, dopo le misure sul Natale, sui contributi sul Natale, sugli aspetti culturali che riguardano Natale alle piccole comunità, e anche ai canali contributivi riguardanti le ristrutturazioni di icone votive, ecco, continua su questa linea proprio perché crediamo nelle nostre tradizioni. La Regione si affianca alle piccole comunità friulane per la restaurazione di orologi e meridiane nei luoghi di culto, con una misura introdotta dal gruppo Fratelli d'Italia, in primis da Igor Treleani. Sì, un'attenzione in particolare alle nostre origini, le origini cattoliche delle nostre comunità. Il campanile è un punto di riferimento e nel tempo spesso le amministrazioni comunali andavano a installare questi orologi che sono diventati di proprietà delle parrocchie e che purtroppo, per quelle che sono le ristrettezze di bilancio, tante volte si fermano. In questo modo, con un'ottima idea del collega Treleani, che ringrazio per averla proposta e l'abbiamo sostenuta con convinzione, daremo risorse per rifar funzionare questi orologi, per renderli di nuovo magari anche visibili. Una nuova linea contributiva apprezzata dalla Regione perché valorizza le radici della friulanità. È una bellissima misura che ha immaginato e poi realizzato il consigliere Igor Treleani, e che dimostra l'amore, credo, per le proprie comunità e anche la conoscenza delle proprie comunità, e che permetterà di recuperare proprio quello che per tanti secoli ha scandito il tempo nelle nostre comunità, gli orologi e le meridiane. Per guardare come fa la cultura di frontiera con simpatia alle altre identità, bisogna innanzitutto conoscere la propria, e questa è una misura che valorizza le comunità, la nostra identità.